Ben ritrovati con l'informazione del TG Verona Economia. Vediamo le notizie dal sito veronaeconomia.it. Will FPL Veneto, la FNOP complice del governo nel tradimento della dignità infermieristica. Si parla di lavoro nel settore sanità. Il coordinamento infermieristico della Will FPL del Veneto attacca duramente la FNOP e il Ministero della Salute Schillaci. Atto gravissimo e politicamente schierato. Chiediamo le dimissioni del presidente Mangiacavalli. L'attacco è per quanto riguarda le scelte, il dissenso durante il recente congresso nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche, quando appunto c'è stato il sostegno anche alla figura dell'assistente infermiere e una figura criticata dalla Will FPL, e si parla qui di un monologo unilaterale privo di contraddittorio in questo congresso e una strumentalizzazione del parco istituzionale, insomma un attacco alla Federazione delle Professioni Infermieristiche. Dazi Stati Uniti, Sud Italia in allarme, ma il Veneto si conferma fortezza dell'export. Secondo una nuova indagine della CGIA di Mestre, l'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti penalizza le regioni a bassa diversificazione produttiva e il Veneto tra i territori più resilienti. Sempre da questo articolo trovate anche la tabella su quali sono gli export del Veneto per gruppi di prodotti, il valore in milioni di euro e le variazioni appunto nell'ultimo anno. In vetta ci sono le macchine di impiego generale, strumenti, forniture mediche e dentistiche, macchinari per impieghi speciali, abbigliamento escluso pellicce, bevande, gioiellerie, mobili, calzature eccetera. Insomma, trovate anche un quadro di quello che è l'export del Veneto. Gardaland diventa più verde. Engie installa un impianto fotovoltaico da 3 megawatt, 7000 pannelli solari e oltre 800 tonnellate di CO2 evitate ogni anno. Il parco a tema più grande d'Italia effettua un passo avanti verso la sostenibilità ambientale. Anche qui trovate le specifiche di questo intervento per la sostenibilità. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Verona Economia e con il TG Daily. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.